Allora, il museo è suddiviso in 3 sezioni, una sezione archeologica, una paleontologica e un'ampia sezione laboratorio. La parte archeologica, abbastanza ridotta, ancora con nessun reperto, che è dedicata al Colle di Sant'Antonio, che è la montagna che praticamente sta dietro di voi. Il museo è più o meno ai tuoi piedi. In questa ricostruzione abbiamo messo in evidenza il nuraghe e poi il basamento punico, sui quali in seguito i romani costruiscono una chiesetta. Sicuramente il colle è abitato anche da tempi molto più antichi, tant'è che sul colle troviamo tantissima di questi, che geologicamente non dovrebbe stare qua, perché qui abbiamo informazioni solamente basaltiche, quindi questa probabilmente è stata trasportata dalle popolazioni antecedenti che hanno già loro abitato il colle. Perché abitavano il colle? Punto di avvistamento perfetto, da una parte potevi controllare la via pedemontana, dall'altra si riesce a vedere sia il mare, quindi il punto di avvistamento è perfetto. Cosa mancava sul colle? L'acqua, e quindi fanno in modo di portarla su. Quella è una ricostruzione del pozzo di Sant'Ontine, e se vi capita potete vedere intero a Sassari, una ricostruzione uno a uno del pozzo. Un pozzo coperto, chiuso, con questo. Non secolo a.C. A datarlo sono le statuine che abbiamo trovato all'interno. Primo ferro. Non secolo a.C., sì, siamo fino al bronzo primo ferro. Tutta la statuaria figurata è fatta nel secolo. Probabilmente adesso si tornerà un po' indietro, soprattutto per le statuine che sono state trovate. Quello invece Qui abbiamo pochissime reperti, questo è un muraggio è probabile che sia antecedente però non un muraggio complesso. È probabile che anche le abitazioni fossero da questa parte, ma non rimane praticamente nulla. Di quello cosa penso? Più o meno è questo. E invece quella è la punica, quella avamposto. È sopra una costruzione romana che bizantina. Quelli probabilmente anche il nome del paese. Sant'Antine, quindi una chiesetta dedicata a Sant'Elena. Sant'Antine. Particolarità della chiesetta è che il pavimento è combattuto di porfiro e siriana, che naturalmente è stato ricoperto per evitare che le piogge se lo portassero via. Il nome del paese per molto tempo si è pensato che il nome Genoni provenisse dalla dea Giunone, quindi un tempio dedicato alla dea Giunone. Prove non ne abbiamo assolutamente, anche se ci abbiamo anche nel logo del paese, però il nome in sardo di Genoni è Ieronimo. Ieron in greco luogo sacro, potrebbe suonare un po' più vicina alla realtà. Vi dicevo, particolarità del colle, quindi coperto con questo ingresso rosso sopra dei forellini per contenere dei vetili e soprattutto con all'interno, passate da questa parte, troviamo queste 2 statuine alla profondità di 40 metri, sino a ancora tuttora, probabilmente uno dei pozzi nuragici più profondi della Sardegna, costruito dall'uomo. Però se quando è stato scoperto sembra una cosa eclatante, subito dopo ne hanno trovato anche un altro, a seguito, al fondo del pozzo. Quindi noi nella parte alta troviamo il periodo romano, unico, e alla base troviamo il nuragico. Troviamo anche la copertura del pozzo, per quello riusciamo a capire che era coperto e chiuso. L'allestimento era questo: 2 tavolini in basalto sui quali erano disposti diverse statuine, delle punte di lancia e diversi vasi. Come corredo funerario? Più un rituale, però un rituale che non veniva frequentato per i riti, bensì una volta chiuso loro allestiscono il tempietto e ricostruiscono il pozzo. E da dove si accedeva? Non si accedeva. Questa è la curiosità e il mistero anche del pozzo, perché qui lo datiamo attraverso queste 2 statuine, non secolo a.C. Particolarità di questa statuina: non è sarda, questa è siro-palestinese, viene dall'Oriente e attesta per l'ennesima volta rapporti amichevoli tra popolazioni orientali e popolazioni sarde. Statuaria sarda, l'offerente, grazie, una mano di grosse dimensioni. L'archeologo fa un parallelo anche
su queste cupoline abbastanza simili, Eravamo cugini. come se si vestissero in modo simile, però Congettura. sì, congetture. E Guarda questa cosa è già, questa è una collana. Contate che lui è un decor, contate che lui è un capo tribù al bastone. Come questo? Esatto, un capo tribù, il bastone è in diplomata. Questa sicuramente salva, ha sia la spada che il pugnale che in alcuni momenti si è pensato, mi ha trovato di molto